Pomeriggio ormai ci stiamo volgendo al termine, per cui cercheremo di essere veloci e magari di portarvi quella parte che può essere più interessante arrivati a questo punto della giornata. Per cui salterei tutta la parte che è già stata largamente spiegata ed espressa da Isabel e anche da Micaela, e proviamo un po' insomma a riassumervi quella che è stata l'esperienza pratica della ricerca, dell'applicazione della ricerca all'interno della comunità. Allora, diciamo che la ricerca è stata molto accattivante dal nostro punto di vista proprio perché lavorava su questi aspetti traumatici e quindi ci permetteva, come si può dire, di andare a toccare, a lavorare su alcune aree che noi sapevamo essere molto presenti nei nostri pazienti, nei nostri ospiti, e sulle quali facevamo fatica se non attraverso tecniche di tipo narrativo, e quindi rimanevamo sempre a livello della neocorteccia e non a livello più profondo. Questo ci ha un po' illuminato e quindi abbiamo detto perché no, proviamo a lavorare in modo diverso e a vedere se riusciamo a smuovere i nostri ospiti in maniera diversa, e credo che ci siamo riusciti per l'esperienza che abbiamo fatto. Allora, vi riassumo un po' quella che è stata la ricerca. Noi abbiamo, credo, partecipato al primo campione o al secondo, il terzo, no, abbiamo partecipato al primo e stiamo raccogliendo i dati del retest del secondo. Il terzo, sia io che Lisa siamo in maternità, per cui penso che verrà lo posticiperemo al nostro rientro, ma sicuramente ci sarà anche un terzo campione anche per noi. Siamo partiti con 7 ospiti della nostra comunità, appartenenti allo stesso programma terapeutico, quindi al programma tossicodipendenti. Gli ospiti della nostra comunità hanno una diagnosi di dipendenza, eroina, cocaina, alcol e poliassuntori, nel senso che non si fanno mancare niente. Molti di loro hanno anche altre forme di comportamenti di dipendenza che però insomma non trattiamo specificatamente, ma li vediamo in maniera un po' più generale. Ovviamente la tossicodipendenza è un'area molto complessa, per cui le persone sono complesse e ricche di aspetti disfunzionali, di problematiche. Abbiamo selezionato 7 ospiti, la modalità non li abbiamo selezionati, abbiamo individuato 14 persone, 7 persone in maniera random sono state inserite nel gruppo sperimentale, 7 persone sono state inserite nel gruppo di controllo. L'obiettivo, ovviamente, l'MDR, la tecnica, la ricerca è stata rivolta prevalentemente alle persone del gruppo sperimentale, le altre persone hanno fatto la terapia to cure, quello che insomma si fa generalmente in comunità. Il trattamento, diciamo, comportava 24 sedute, per cui abbiamo fatto un pretest, dei test che adesso vi farò vedere prima dell'inizio del trattamento, e un post-test alla fine delle 24 sedute. Questo sia per il gruppo di controllo sia per il gruppo sperimentale. In tutto ci abbiamo messo un po' di più di 6 mesi, ma perché ci sono state poi vacanze e festività, per cui alcune sedute sono state rinviate, insomma. L'intervento si è articolato in 2 momenti: un momento individuale, dove abbiamo raccolto un po' quelli che sono stati i vari traumi della persona, la storia di vita, un po' quello che è stato, soprattutto i traumi, sia quelli con la T maiuscola sia quelli con la T minuscola, e i nostri ospiti sono ricchissimi di traumi con la T minuscola, che sono traumi relazionali, soprattutto legati anche all'infanzia, alla relazione con le figure di attaccamento. E poi una parte invece gruppale che si è svolta dopo la parte individuale, dove invece abbiamo lavorato sui meccanismi della dipendenza. Poi vi dico anche un po' quelle che sono state le nostre impressioni rispetto a questo. La fase individuale, questo è un po' un riassunto di quello che si è fatto, si individuava, che erano un po' le linee guida, le indicazioni che ci erano state date appunto dalla dottoressa Barnato, che coordina la ricerca a livello italiano, e quindi ci siamo un po' attenuti a quello che ci è stato dato come indicazione, quindi l'idea di creare una buona alleanza terapeutica, la raccolta delle informazioni in 4 colloqui, il rafforzamento della motivazione al trattamento e un po' la desensibilizzazione di quelli che erano gli eventi traumatici individuali, diciamo personali, partendo proprio dall'ordine cronologico che i nostri ospiti ci avevano dato.
Quindi fatta la fase individuale si è partiti con la fase gruppale, che invece puntava prevalentemente proprio ai meccanismi della dipendenza, e lì abbiamo ripercorso un po' tutti quanti i vari momenti, quindi dalla prima volta, le varie prime volte, il livello di compulsione all'uso della sostanza, le varie ricadute, i vari fattori scatenanti, quindi sempre tutti molto legato al ricordo che la persona aveva rispetto a quei comportamenti, a quei vissuti, a quei ricordi traumatici. Alla fine del lavoro di gruppo si chiudeva, diciamo, la sessione con una tecnica che a volte abbiamo usato il flusso di luce, molte volte abbiamo usato tecniche mindfulness e qualche volta anche l'immaginazione guidata e l'installazione delle risorse. E questo un po' appunto per dare anche degli strumenti rispetto poi al futuro, alle sedute successive. Allora, i test che abbiamo applicato, diciamo, somministrato ai nostri ospiti sono il test per la depressione, il BDI, il test sulla dissociazione, l'ACE, la SCID-2, l'SCL 90 e l'inventario degli eventi stressanti e di vita. Vi faccio vedere un po' di dati del pre e del post, che credo parlino da soli, nel senso che il primo impatto si è visto che c'è stato tra il pre-intervento e il post-intervento, nel gruppo sperimentale c'è un calo, devo dire abbastanza significativo rispetto ai punteggi che avevano ottenuto. Abbiamo avuto un caso specifico di una persona la quale ha avuto tra il pre e il post un aumento un po' generale di tutte le scale, che noi ci siamo un po' spiegati in un modo, insomma abbiamo fatto una riflessione, nel senso che questa persona ha attraversato durante il percorso in cui si faceva l'MDR tutta una serie di eventi traumatici che sono subentrati proprio in corso d'opera. E quindi questa persona che è tuttora in comunità, avrebbe avuto bisogno di un numero di sedute molto maggiori rispetto alle 24, come si può dire, che erano legate alla ricerca, proprio perché insomma ha avuto dei lutti, ha avuto delle situazioni molto pesanti. Per cui nel momento in cui noi l'abbiamo esposta al retest, diciamo, stava attraversando un momento molto difficile, quindi aveva una sintomatologia più accesa, più intensa, tant'è che lei stessa ci ha detto: se me l'aveste fatto fare, che ne so, 3 giorni prima, avrei avuto sicuramente delle risposte diverse, ma oggi in questo momento non sto bene e quindi le risposte che vi do sono queste. Per cui ce la siamo un po' spiegata così. In generale però, sia rispetto agli aspetti di depressione, sia rispetto appunto alla scala dell'impatto, sia rispetto alla dissociazione, c'è stata una progressiva, insomma, significativa riduzione a livello generale. Considerate anche che per noi è stata la prima volta in cui abbiamo applicato questo protocollo e quindi c'è anche una parte di inesperienza nostra e che abbiamo dovuto insomma un po', come si può dire, formarci in corso d'opera, perché non eravamo proprio così insomma, maturi rispetto anche all'applicazione della tecnica a livello, soprattutto alla parte anche gruppale, che era quella che ci... Qui ho messo i valori di differenza rispetto all'SCL 90, quindi avete visto che quelli in rosso sono quelli dove c'è stato, diciamo, quasi un peggioramento rispetto al pretest, mentre tutti quelli verdi sono quelli dove c'è stato un decremento della sintomatologia. Quindi a livello generale, se togliamo quella persona di cui vi parlavo, dove vedete un sistematico incremento, tutte le altre hanno registrato sicuramente un miglior beneficio, nel senso che hanno avuto punteggi verdi e quindi punteggi che hanno indicato una generale riduzione dei sintomi clinici in tutte le scale dell'SCL, ok? In quasi tutte. Per cui insomma molto soddisfatti. Tra le considerazioni conclusive che noi abbiamo osservato e registrato, vabbè, a parte la riduzione appunto sull'SCL 90 di tutti i valori e dei sintomi che i pazienti presentavano, e l'aspetto più interessante che noi abbiamo osservato è l'aspetto della compliance e dell'appartenenza, del proseguimento del percorso terapeutico, nel senso che rispetto al gruppo di controllo, dove si sono registrati 2 abbandoni nel periodo in cui noi utilizzavamo l'MDR, nel gruppo sperimentale non c'è stato nessun abbandono.
E questo dal nostro punto di vista, che lavoriamo in residenzialità con trattamenti intensivi, è molto interessante, perché sapete che più vi è un'adesione al percorso terapeutico, più vi è un miglioramento, una buona riuscita del percorso terapeutico stesso. Per cui quello che abbiamo osservato è che l'applicazione dell'MDR motiva le persone, anche crea una compliance con l'ospite che permette all'ospite di rimanere agganciato alla comunità e di rimanere in trattamento, nonostante si lavori su ferite, ricordi e situazioni abbastanza dolorose per la persona. Un altro aspetto importante è l'aspetto delle ricadute, che era un altro dei parametri che la ricerca valutava, quindi che non ci fossero ricadute durante il percorso, e abbiamo registrato che non ci sono state ricadute durante il trattamento MDR, ma neanche nel periodo successivo di residenzialità. Almeno nella parte intensiva del programma, le persone che hanno fatto MDR non hanno avuto ricadute nell'uso di sostanze, quindi anche la parte di gruppo dove si è lavorato molto appunto sul craving, su questa compulsione sul desiderio, sui ricordi legati alla sostanza e alla dipendenza, sono riuscite in qualche modo ad utilizzare questo lavoro anche per prevenire le ricadute rispetto all'uso delle sostanze, per gestire meglio certe emozioni. C'è anche una generale riduzione rispetto all'impatto emotivo appunto degli eventi traumatici, dove la persona in qualche modo è riuscita ad elaborare o comunque a come si può dire, rimarginare alcune ferite che erano molto legate alla propria storia di vita. Ripeto, lavoriamo con pazienti, con persone che hanno una quantità di ricordi, di esperienze negative elevatissime, credo molto complesse e superiori a quello che incontriamo comunemente nella clinica, magari privata, nell'attività privata, dove insomma hanno un bagaglio un po' meno pesante. La parte del gruppo l'abbiamo trovata una parte molto molto interessante. Una da un punto di vista sia metodologico, al di là poi degli obiettivi raggiunti e della tecnica, che sicuramente è efficace, ma anche da un punto di vista del dispendio delle risorse, e quindi credo molto applicabile in un ambiente comunitario dove molto spesso il tempo è poco e c'è tanto da fare. Perché? Perché si può lavorare, un terapeuta o due terapeuti possono lavorare in un'ora al giorno con un gruppo di 7 persone a dispendio di colloqui individuali, dove ci sarebbe la necessità di lavorare 7 ore, un'ora a colloquio. Quindi in qualche modo si è visto che siamo riusciti a raggiungere dei buoni traguardi con un dispendio minimo di energie e con buoni risultati rispetto ai ragazzi, nel senso che tutti i ragazzi sono riusciti a lavorare, sono riusciti ad avere una riduzione della scala SUD, quindi della scala del disagio provato, sono riusciti a fare una rielaborazione dell'esperienza traumatica costruttiva e quindi sono stati loro stessi anche entusiasti rispetto a quello che si sono poi vissuti e che sono riusciti anche ad apprendere rispetto a loro stessi, alla loro storia e quant'altro. Per cui insomma è interessante la parte sia individuale, ma l'abbiamo trovata proprio illuminante la parte gruppale, perché ci ha permesso anche di ridurre molto le energie, ecco, e di poterci anche concentrare su altre cose. Buongiorno, sono Carlo Capuzzolo, psicologo della comunità San Francesco, e oggi farò una breve intervista di 4 domande a alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al progetto sull'MDR e la tossicodipendenza. La prima domanda è: cosa ti aspettavi da questa esperienza? Beh, di sicuro è stata una cosa che è stata proposta e quindi le aspettative sono venute man mano che si faceva l'esperienza. Sono cose che sono elaborate un po' alla volta, ecco, quindi all'inizio era più ascoltare una cosa proposta, insomma. Io personalmente l'avevo già fatta prima, avevo già avuto una terapia con una psicologa precedente, psicoterapeuta, quindi sapevo bene o male come funzionava e mi aspettavo di superare, diciamo, dei traumi che avevo del passato, di starci male perché li rivivi, però poi di superare quell'ansia, quello stress che ti provoca quando ci ripensi, tutto qua.
Ok. La seconda domanda, cosa hai provato durante le elaborazioni? Allora, io personalmente ho provato tante emozioni molto forti anche, che non avevo mai sentito, e credo che mi abbiano smosso molto dentro, insomma, ecco, quindi poi pian piano c'è stato un po' un beneficio, ecco, su questo, anche emozioni forti che non avevo mai provato in vita mia proprio, o che comunque non ero mai riuscito ad esternare. Io invece ho ritrovato le mie emozioni, diciamo, non erano forti, però ho ritrovato ormai le emozioni, quelle dello star male, che non riuscivo più ad avere, perché le emozioni erano piatte. Poi rielaborando sempre questi traumi ho trovato cose nuove sui miei comportamenti, su come migliorarmi, e queste cose qui, insomma. Sì, sono d'accordo. Una cosa che volevo aggiungere è che appunto una cosa che non mi aspettavo, che cioè, rivivi, a seconda dei traumi che rivivi, dei temi che affronti, le sensazioni sono totalmente diverse. Cioè, io avevo affrontato prima tutti i temi abbastanza leggeri, e i traumi invece che ho affrontato qui, in alcuni mi hanno smosso tanto, e c'è stato parecchio male. Poi quando finisci ti senti come, finisci l'ora di psicoterapia, ti senti come libero, liberato, alleggerito, e questa cosa non mi aspettavo. Anche io volevo aggiungere una cosa solo veloce, nel senso che io non credevo di arrivare a ricordarmi certe cose. Insomma, non avendone mai parlato di certe emozioni, di certi vissuti, poi mi sono reso conto che con l'andare a fondo io certe cose fondamentalmente le avevo rimosse quasi. Quindi è stata una cosa che man mano ricordavo sempre di più, ecco. Verissimo, bravissimo. Ok, visto questa esperienza, consigliereste l'MDR come tecnica, come psicoterapia? Allora, io adesso come adesso sì. Mentre lo facevo, soprattutto all'inizio, avevo avuto qualche dubbio sul consigliarla, perché c'ero... È traumatico. Sì, poi le prime sedute, diciamo, io le prime sedute sono andato fuori, sono andato a letto perché insomma ero abbastanza, mi sentivo stanco e anche quasi spaesato, direi, insomma. Però adesso come adesso, col senno di poi, insomma, la consiglierei proprio. Io la consiglierei perché ti permette di scoprire, insomma, anche te stesso, di scoprire cose che avevi lasciato là, avevi accantonato e che non ci avevi mai fatto caso, che invece nella tua vita è un peso che ti porti tutti i giorni. Quindi non facendoci caso, sono sempre la vita di tutti i giorni, tu non ci fai più caso a quelle parti di te che hai lasciato stare perché vuoi continuare a vivere, diciamo. Per questo io la consiglierei per rianalizzare tutta la tua vita. Sì, la consiglierei assolutamente anch'io. È logico che a seconda un po' della fragilità di una persona può diciamo, essere più difficile per una persona rispetto a un'altra, però la consiglierei sicuramente perché serve per tutto. Cioè, dopo alla fine, quando impari come affrontare queste emozioni, come usarle, ti servono per qualsiasi cosa anche durante la giornata. Per esempio io, parlando di percorso in comunità, mi sono servite per non prendere più le terapie, per non usare le terapie. Cioè, ogni volta che avevo ansia, prima la cosa da fare era andare a prendere la terapia, poi con l'imposto sicuro dell'MDR, con il modo di affrontare appunto quest'ansia, ho cercato di prendere sempre meno fino a che non l'ho più presa, e quindi anche su una cosa pratica del genere mi è servito. E in quello e in molte altre cose, anche quando litighi con qualcuno, anche quando ti vengono pensieri strani, li affronti basandoti sempre sull'esperienza che hai fatto con l'MDR, secondo me, quindi serve sempre, utilissimo. Anche io la consiglierei a chi soprattutto ha voglia anche di ascoltarsi, però, cioè, nel senso, chi è già arrivato, chi sta già conoscendo qualcosa di se stesso. Questa è un po' una mia idea, perché se io penso a me
6 anni fa non me la consiglierei perché non ero pronto probabilmente. Questa è un'idea mia, insomma. Ok. L'ultima domanda, visto tutta la vostra esperienza, com'è stata questa esperienza con l'MDR, visto che siete arrivati alla conclusione del percorso? Beh, buona, direi. Buona e su tanti punti di vista anche inaspettata. Cioè, io non ci credevo mai di arrivare a rivivere certe cose, a riviverle in maniera diversa, insomma, quindi per me è stata buona. Io l'ho voluta fortemente fin dall'inizio perché mi ricordo che ho cercato di chiederlo subito, appunto perché sapendo già più o meno cos'era, sapevo che sarebbe stata utile per me, per tutti i problemi che ho avuto, insomma, i traumi che ho affrontato, che non ho mai affrontato e dovevo affrontare, quindi è diverso. E l'esperienza è stata più che positiva, anzi ogni volta che ho magari dei pensieri strani, dei ricordi strani, mi viene subito in mente appunto di chiedere a te di farmi una seduta di MDR, che così me li faccio passare, quindi positiva. Allora io credo che sia servita molto anche perché comunque anche a me mi ha risvegliato delle cose che avevo dimenticato, che non avevo neanche dimenticate, rimosse proprio e sono venute fuori, quindi piano piano poi più passa il tempo e più, diciamo, poi quando finisce passa il tempo, magari secondo me ho collegato anche delle cose che può far bene anche dopo averla fatta, dopo un po' di tempo che l'hai fatta, è finita, insomma, quel tema di traumi. Quindi mi è servito molto. Per me è stata tipo una scoperta di me stesso, è stato tipo imparare a relazionarmi con il mondo esterno partendo da dentro. E ho visto anche facendo prima una psicoterapia normale in cui si parla con lo psicoterapeuta, facendo questo prima mi sono riuscito a poi parlare meglio con il mio psicoterapeuta, capire meglio i miei punti critici, migliorarli. E questo ho notato, quindi tutto sommato penso che abbia fatto un gran lavoro dentro di me. Ok. Se non avete nient'altro da aggiungere, io a nome della comunità e comunque anche a nome mio personalmente vi ringrazio di questa testimonianza e insomma vi auguro di continuare così, in bocca al lupo per questo percorso di cambiamento. Grazie a te, grazie. Sì, immagino non si sia capito tutto, anche perché un po' c'era la cadenza dell'accento, un po' alcune cose un po' sbiascicate, però spero che il succo sia arrivato, insomma. Sì, volevo fare un'osservazione su questi, li chiamiamo ragazzi, gli ospiti, no? Che sono stati i nostri pazienti e sono stati davvero pazienti, nel senso che ricordo il durante. Adesso qua erano belli felici, contenti, è passato del tempo, hanno capito che è andata bene e quindi sono sereni. È vero quello che diceva qualcuno, nel mentre non lo avrei consigliato perché stavano molto male. Perché così, ovviamente chiedevamo, come sempre succede in terapia, ma qui lo chiedevamo in un tempo molto breve, di tirar fuori, di parlarci di esperienze terribili. Come diceva uno dei ragazzi, non avevo mai fatto parola con nessuno e di punto in bianco li dovevo scrivere e riparlarne anche con una certa costanza. Questa cosa come dire, è stata possibile così, facendo una riflessione, una formazione gruppo analitica e di analisi istituzionale. Stavo pensando, no, anche in base a quello che ci dicevamo prima con le dottoresse, il fatto di avere un'associazione così forte ha permesso a noi di sentirci forti nel proporre un metodo che non è saltato fuori ieri e che si sente
quando si fa il corso, quando si parla con voi nei momenti di supervisione, che non solo ci credete perché ci credete, ma ci credete perché ne avete un'evidenza. Allo stesso modo noi abbiamo potuto portare questo in comunità e essere altrettanto sicuri nel proporre il metodo ai nostri ospiti, e loro si sono sentiti, come dire, di poter provare, di potersi lanciare, con la fatica che facevano nel dirci ma sul serio devo fare questa cosa, ma ancora, e noi siamo sentiti tranquilli nel dire va bene, sì, provaci di nuovo, siamo qua. Abbiamo fatto squadra noi tre, per questo turno che eravamo quelli formati, ma tutta la struttura, tutta l'istituzione, tutta la comunità che ha sostenuto questa, non lo dico, cioè non è una banalità, è stato fondamentale. Ecco, e mi sento anche di ringraziare gli ospiti che non sono qua, ma non ha importanza, lo sentono, perché hanno fatto davvero uno sforzo nel lasciarci provare, nel far parte di questa. Erano contenti all'inizio, nel mentre mica tanto, e alla fine par di sì, insomma. Quindi abbiamo visto questa crescita in loro. Sì, un'altra osservazione che mi veniva, che riportavano i ragazzi stessi, che l'utilizzo dell'MDR ha permesso una riduzione nell'uso dei farmaci. In particolar modo un ragazzo, non so se l'avete sentito, ha detto grazie a questo tipo di lavoro sono ricorso meno all'uso del farmaco, quando prima al primo sintomo d'ansia piuttosto che depressivo o quant'altro sarei ricorso alla terapia farmacologica, e quindi ha permesso a tutti in realtà questi ragazzi che attualmente non usano terapie farmacologiche. Quindi è interessante anche questo aspetto qua che abbiamo osservato, oltre poi ovviamente come l'aspetto del dire ho rievocato ricordi di cui non mi ricordavo, non sapevo neanche di avere, l'avevo rimossi. Alcuni hanno usato questo termine, in realtà effettivamente sono poi riemersi anche in modo molto dirompente, per cui hanno fatto una bella sperimentazione loro, noi e la comunità. Non so se c'erano altre osservazioni che volevi fare anche tu, Carlo. Anche a me veniva da sottolineare, a parte il fatto che i 4 che avete visto li ho proprio visti io personalmente nelle sedute, e tutti e 4 erano molto spesso sorpresi di quello che veniva fuori, perché tra ricordi che non avevano più, non si ricordavano, tra esperienze che credevano di aver vissuto in una maniera, poi invece in realtà da quello che dicevano l'avevano vissuto in un'altra maniera. Quindi, come diceva la Michela, la cosa interessante secondo me appunto è questo modo di rivedere e rianalizzare esperienze vissute da loro, che solo loro sanno effettivamente come sono state, perché sono esperienze personali, per quanto traumatiche o meno, comunque molto personali. Quindi sono d'accordo sul fatto che secondo me è molto importante l'aspetto di rielaborare, appunto nell'MDR proprio c'è la parola, la rielaborazione delle cose, degli eventi, dei ricordi è molto importante per questo lavoro. Poi in particolar modo con loro che sono tutti pluri e politraumatizzati. Queste sono persone che hanno una lunga storia di tossicodipendenza, con lunghi anche momenti di ripresa e poi di ricaduta, quindi con una storia, un bagaglio molto complesso rispetto magari ad altre persone più giovani. Il target era dai 25-26 ai 46 anni, anche se abbiamo ragazzi più giovani, però in quel campione lì sono emersi loro, insomma, e quindi abbiamo lavorato con loro. E c'era un altro aspetto che mi premeva dire rispetto alla somatizzazione, perché capitava che arrivassero anche nell'attività gruppale, no, rispetto alle sostanze, che arrivassero con delle contratture, passatemi il termine, a livello corporeo, quindi uno diceva ho male la spalla, ho male la schiena, oggi non è una buona giornata, e che alla fine della seduta uscissero dicendo non sento più quello che sentivo prima, mi sento bene, mi sento rilassato.
tant'è che poi molte delle tecniche, il posto al sicuro o anche lo stesso tapping, loro hanno cominciato, o l'abbraccio della farfalla, no, che si fa nella parte gruppale come tecnica, la usavano anche, dicevano, di sera quando avevano le brutte giornate. E quindi quando c'erano pensieri di sostanza, quando c'erano delle difficoltà emotive, delle situazioni particolari, ricorressero alle tecniche che avevano appreso, diciamo, durante questa attività. Quindi insomma anche un'autonomia, mi viene da dire, nel gestire alcuni anche sintomi che possono riemergere. Per cui insomma l'esperienza è stata sicuramente positiva e penso che sono certa che la riproporremo e continueremo ad andare avanti, insomma, sperando anche di avere un campione un po' più, perché siamo partiti con pochi, adesso speriamo di riuscire ad avere un campione più rappresentativo e significativo. Grazie a tutti.